Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Gallese in provincia di Viterbo. Il comune si trova a 135 metri sul livello del mare e conta circa 3.000 abitanti, è edificato su una rupe tufacea ed è una vera fortezza. Nel corso della puntata incontreremo il primo cittadino, il parroco, scopriremo il corteo storico, il museo, la banda musicale e tante altre curiosità. Non aggiungo altro, a voi Gallese! Per me Gallese più che un paese è una grande famiglia perché tutti conoscono tutti, infatti proprio per questo quando si esce di casa 4 chiacchiere con qualcuno non manca mai l'occasione di farle. Poi per chi ama fare attività fisica come me, Gallese offre dei paesaggi veramente incantevoli e oltre questo ti dà l'opportunità di occupare il tuo tempo libero facendo molte attività quali la banda, il teatro. Poi c'è una cosa che più mi piace, è la nostra devozione per il nostro Santo Famiano che unisce tutti noi. Infatti proprio per questo anche se una persona di Gallese si trasferisce in capo al mondo se lo porterà sempre dentro di sé. Non a caso proprio adesso sono vestito con l'abito della contrada Sant'Angelo, una delle 6 contrade che si contende il palio del nostro Santo Famiano e vi invito a venire l'8 agosto qua a Gallese ad assistere a questa festa. Benvenuti a Gallese, un paese in provincia di Viterbo, siamo circa 3.000 abitanti sulla valle del Tevere con la vista sul monte Soratte. Appena si entra qui in questo borgo la caratteristica è quest'arco, detto dai gallesini arco di porta, che è una fortificazione, l'unica via di entrata per accedere al paese. Belle sono anche le numerose piazze, alcune delle quali tra l'altro hanno degli affacci stupendi sulla campagna circostante il paese. Salendo nella parte alta del paese possiamo notare subito l'imponente castello ducale che prese il nome nel XVI secolo come Palazzo Ducale. La caratteristica di questo palazzo ducale è proprio quella di avere questa scalinata bellissima fatta dal Vignola. Proseguendo poi successivamente abbiamo le cosiddette mura merlate che sono delle fortificazioni che insieme all'arco di porta e al castello all'epoca rendevano il paese inespugnabile. Bellissime, come dicevo, oltre al centro storico sono anche le campagne che sono circostanti il comune di Gallese perché queste campagne non sono state comunque sfruttate intensivamente dall'agricoltura. Tra l'altro un'altra caratteristica che abbiamo qui a Gallese è l'oasi del WWF. Ci sono 2 tesi sul nome di Gallese, una che provenga dai Galli, quando i Galli invasero Roma nel 300 a.C. e vennero qui in questa zona. La seconda tesi invece che il comune di Gallese, il nome, è collegato ad Alesus, che sarebbe il figlio di Agamennone, un capostipite della gente falisca. Il gonfalone è insignito anche di città di Gallese, proprio perché era sede vescovile nel IX secolo d.C. e tra l'altro ha dato anche i natali a 2 papi, Romano I e Marino I. La popolazione di Gallese è devotissima al suo santo patrono, San Famiano, monaco cistercense arrivato sul territorio in pellegrinaggio.
Per saperne di più andiamo ad incontrare il parroco. Ci troviamo nella Basilica di San Famiano che conserva il corpo. La Basilica è una realtà per noi molto significativa e molto importante perché la devozione, la tradizione, la storia e la cultura ci lega a questo luogo. Noi siamo particolarmente devoti a San Famiano, si possono notare gli ex voto presenti ancora oggi e tanti altri che sono andati purtroppo distrutti. Questo luogo ebbe importanza tanto che dettero l'indulgenza plenaria riconosciuta per la pozione quella di Assisi. Ma chi è San Famiano? San Famiano, questo nome è un po' originale, in realtà non è il nome di battesimo del nostro santo protettore, ma Famiano viene dato da Adriano IV, circa 4 anni dopo la sua canonizzazione, perché per la fama dei miracoli il nome di battesimo era Guardo. Guardo nasce a Colonia nel 1090 da Giomera e Odescalco. Lui a 18 anni lascia Colonia e prende la decisione di farsi pellegrino, si consacra pellegrino con gli abiti del pellegrino e incomincia a muoversi per le grandi vie di pellegrinaggio a Roma, presso la tomba degli Apostoli, a San Giacomo di Compostela, in Terra Santa e poi ritorna a Roma. In questo soggiorno a Roma, per leggenda o per un disegno misterioso della provvidenza di Dio, riceve l'apparizione dagli Apostoli che gli dicono, lo invitano ad andare a Gallese. Arriva a Gallese nel luogo chiamato oggi San Famiano a Lungo, siamo nel 17 luglio 1150 e lì, assetato, stanco, chiede un segno di ristoro, chiede a Dio un momento di consolazione. Percuote con il bastone la roccia e da lì viene fuori l'acqua, si disseta e quest'acqua ancora continua a sgorgare. Per noi è motivo di ristoro, motivo anche di consolazione spirituale, perché l'acqua richiama il battesimo, richiama la rigenerazione, richiama la vita nuova. Ma il soggiorno a Gallese non si esaurisce qui con questo primo miracolo. San Famiano trova ospitalità nella casa di un nobile di Gallese, Ascaro. Intanto San Famiano si ammala, Ascaro lo incontra, chiede la guarigione, San Famiano lo guarisce e prima di morire, parlando con l'arciprete Biagio di quel tempo, gli chiede di essere sepolto qui, in questo luogo, dove c'è appunto la grotta inglobata dentro la chiesa, e vuole rimanere qui. San Famiano è vissuto per molti anni in Spagna in un priorato vicino Osera, l'attuale monastero dei Cistercensi, a 100 km da Santiago di Compostela. Questo luogo si chiama San Lorenzo sul Rio Minho, nella Galizia, in provincia di Orense. Lì San Famiano vive da eremita, vive da monaco e da quel luogo ancora oggi sono notevoli interessi di studio perché l'attuale comunità cistercense di Osera ha pubblicato un libro sulla biografia di San Famiano in lingua spagnola. Noi siamo molto legati con questa comunità perché ci interessa stabilire le notizie storiche che ci legano a questo santo. Questo luogo è diventato meta di continui pellegrinaggi. Sono pellegrini che percorrono un cammino chiamato Cammino della Luce che è tratteggiato sull'antica via Merina. Ecco, chi viene qui nella tomba di San Famiano deve avere la capacità di incontrarsi con la volontà di cercare Dio come ha fatto San Famiano. Vedrete le meraviglie di Dio, vedremo la santità come l'ha vista Lui. E questa cattedrale è stata voluta, è stata costruita proprio per dare ampiezza e per dare visibilità, per dare solennità. È tale perché a Gallese ci sono stati dei vescovi nell'arco del tempi, dall'800 fino al 1400. Le vicende della diocesi si sono alternate, prima autonoma, poi si è ricollegata con Orte, poi con Civita Castellana. Ci sono delle interessanti opere d'arte. La cattedrale è per noi certamente il luogo di riferimento, è il luogo dove ci si ritrova. L'altra chiesa interessante è Sant'Agostino. È una chiesa che trova un'architettura un po' strana perché forse è stata ricavata dal vecchio monastero agostiniano che era lì in quel luogo, ma ci sono delle pregevoli opere degli affreschi, delle pregevoli opere d'arte. Questo luogo è diventato un po' l'attenzione per la nostra città di Gallese.
La catechesi si svolge proprio su questa tradizione, sempre il richiamo a San Famiano che non solo fa il miracolo, ma soprattutto invita la comunità a crescere e a camminare sulle strade di Cristo. E restiamo nella Basilica di San Famiano per scoprire la tradizione delle zitelle che avviene ogni anno durante la vigilia della festa dedicata al Santo Patrono. La tradizione delle zitelle di Gallese, che ai gallesini è molto cara e a cui prestano molta attenzione, prende l'avvio da una dotazione con risvolti squisitamente sociali, quando si decide, all'inizio del 1500, di dotare una ragazza che diversamente non sarebbe stata in grado di prendere marito. Da lì, in breve tempo, una dotazione di una zitella, viene così detta, zitella significa piccola ragazza, la dotazione acquista un aspetto più stabile. Lo scatto alla tradizione glielo dà la volontà testamentaria di un signore di Gallese che all'inizio del 1600 lascia detto che doterà delle zitelle perché queste partecipino alle processioni di San Famiano del 7 e dell'8. E da questo momento la figura della zitella dotata, quindi un problema sociale, si innesta con una devozione al Santo Patrono. Consideriamo che da allora, sempre, tutti gli anni, alle processioni di San Famiano hanno partecipato delle zitelle. Queste ragazze venivano scelte da un bussolo, che sarebbe un contenitore nel quale venivano messi dei nomi delle ragazze che ne facevano richiesta ma che avevano i requisiti che erano stati decisi dal vescovo diocesano. Dovevano essere di nascita gallesina e avere almeno uno dei genitori di origine gallesina. Nel tempo altri lasciti, altre situazioni, subentra la Compagnia del Santissimo Rosario fino a che verso la fine del 1800 il dodalizio viene a scemare, finché proprio all'inizio del 1900 subentrano i notabili, le famiglie del luogo che si preoccupano di mantenere viva la tradizione attraverso questa dotazione. Dotazione che aveva un certo peso se consideriamo che nel 1950 è l'ultimo anno in cui le ragazze vengono veramente dotate, con la dote potevano acquistare una camera matrimoniale. Nel momento in cui subentrano le famiglie arriva il ruolo della matrina, la ragazza che le accompagna durante le processioni. Ultimamente queste matrine vengono vestite con abiti seicenteschi per ricordare lo stop temporale di quando hanno iniziato a partecipare alle processioni di San Famiano. Ultimamente le ragazze non vengono più dotate, ricevono soltanto una simbolica dote che consiste in una medaglia con l'effigie di San Famiano, però ecco, la nostra consapevolezza è che dal 1614 le ragazze vestono con questi vestiti, che sono particolari, non sono vestiti cuciti, sono tutti quanti ripresi con delle spille e inizialmente è chiaro perché la stoffa non cucita può essere utilizzata in un altro momento, quindi è il vestito da sposa. Adesso le ragazze non stanno più nel bussolo, se non sono native di Gallese loro e i loro genitori non è un problema, però devono sentire viva la tradizione del posto, quindi anche ragazze che magari non abitano a Gallese ma che hanno i familiari, che in qualche modo si sentono legate alla tradizione di Gallese e soprattutto del patrono. Nel centro storico di Gallese, in un grottino scavato nel tufo, andiamo a conoscere i piatti tradizionali del luogo. Benvenuti in questo piccolo angolo del mio ristorante situato nel centro storico di Gallese, dove possiamo presentare i piatti tipici del nostro territorio di Gallese, inserito nel biodistretto della via Merina e delle Forre. Iniziamo con le fregnacce, che sono una sorta di piadina morbida, viene fatta con una pastella di acqua e farina, arrotolate e farcite con del pecorino.
Passiamo poi alla pizza lenta, fatta con una pastella di acqua e farina con l'aggiunta di fiori di zucca. Per quanto riguarda i primi, vi proponiamo la stracciatella, che è una minestra fatta con un brodo di carne con limone e uova. Oltre alla stracciatella abbiamo la pasta che viene fatta in casa da noi con le nostre uova. Per quanto riguarda i secondi abbiamo una cucina tipica nostra, questa carne con dello spezzatino e il pollo fatto con i peperoni. Per accompagnare la nostra tipica carne abbiamo il pane sciapo. Passiamo ai dolci, dove abbiamo la ciambella di San Famiano, le pastrelle di magro, i tozzetti, i ceciaroli e abbiamo soprattutto il pan cecio, che è praticamente un dolce che viene fatto con una farina di ceci, yogurt, lamponi e cioccolato. Struttura portante di tutti questi prodotti sono i nostri vini e il nostro olio, che sono ingredienti fondamentali per la nostra cucina. La tradizione antica di Gallese è racchiusa nel suo museo. Ascoltiamo lo storico. Il Museo di Gallese nasce per conservare la memoria comune del paese, insomma, ecco, per conservare tutti gli aspetti storici, artistici, ambientali, paesaggistici e anche demologici. Questo è lo scopo del nostro museo. Quindi più che un museo è una macchina complessa, perché a fianco al museo c'è l'archivio storico, dove vengono conservati tutti i documenti del comune di Gallese. Dal 1512 ai giorni nostri abbiamo quasi per intero la documentazione in questo senso. A fianco all'archivio storico c'è la biblioteca, quindi il luogo di raccolta, con dei testi specifici sul Medioevo, eccetera, e una piccola banca dati. Appena si entra nel museo, naturalmente è il nostro salotto buono, come si dice, e c'è la sala, e la sala del museo centrale è costituita dall'antico chiostro di Santa Chiara e tutto il paese in effetti beneficia di questa struttura, è un po' il nostro luogo di incontro. Per le altre raccolte, diciamo, le raccolte ancora sono costituite da una stanza dove sono raccolte le memorie archeologiche, a fianco alla sala che noi chiamiamo storico-artistica in qualche modo. Ad esempio, una delle opere più significative della nostra raccolta è una crocifissione staccata completamente da una parete in tufo. Collocabile, diciamo, nel XV secolo l'ambito dovrebbe essere viterbese come produzione. L'altro dipinto significativo è il ritratto di un condottiero gallesino che partecipò probabilmente anche alla battaglia di Lepanto. Da questa battaglia portò a Gallese le bandiere di combattimento e il suo ritratto. Un'altra opera significativa è un bassorilievo in marmo policromo, un'opera della fine del 400, primi del 500, molto significativa, rientra nell'ambito della scuola romana. L'altro dipinto è il ritratto di Teofilo Gargani, un musicista del quale siamo riusciti a stabilire l'identità tramite un'epigrafe conservata in comune, perché fu un benefattore della cittadinanza. Teofilo Gargani si affianca al titolare del museo. Il museo è intitolato a Marco Scacchi, che è l'altro musicista del Seicento gallesino importante. Per arrivare all'epoca moderna c'è la stanza di carattere antropologico e demo-etnografico, lo chiamiamo noi, che racconta un po' la storia del paese, e iniziando da grandi foto, gigantografie che ricordano la ferrovia, perché Gallese, oltre al Tevere che corre poco distante da noi nel territorio gallesino, aveva anche la ferrovia. 1863 cominciarono i lavori, 1866 il primo treno che passa a Gallese Scalo. Invitiamo tutti a venire a Gallese, ma di sostare inizialmente nel museo, perché è lì che verrà fatto il primo impatto con la storia del paese, che è tutta nel chiostro raccontata pannello per pannello. Scopriamo il corteo storico di Gallese legato alla festa di San Famiano.
Il corteo storico nasce nel 1990 nella ricorrenza del 9° centenario della festa del nostro patrono San Famiano. Questa è una rappresentanza delle 6 contrade gallesine, rappresentate dalla contrada di Santa Maria, Sant'Angelo, San Lorenzo, Sant'Antonio, San Sebastiano e San Giacomo. Nella festa del nostro patrono San Famiano le contrade si incontrano l'8 agosto sfilando un corteo la mattina dell'8. Successivamente viene svolta la corsa del cavallo, il cavaliere vince una coppa e il trofeo e alla contrada vincitrice viene affidato il palio di San Famiano. Gli abiti del corteo storico sono stati realizzati tutti a mano dalle signore di Gallese. Ogni contrada ha i suoi personaggi e sono i podestà, i signori, le dame, i paggetti, gli alfieri e ogni cavaliere. Io rappresento la dama di San Sebastiano. Il corteo storico parte da questa cattedrale che è la cattedrale di Santa Maria Assunta di Gallese. Vi aspettiamo l'8 agosto per partecipare alla nostra festa del nostro santo patrono San Famiano. Gli abitanti di Gallese sono ospitali ma anche ingegnosi. Andiamo a conoscere la passione del signor Armandino, classe 1927. Questo era bambino, a me mi piaceva già di fare queste cose quando andavo a scuola, con le scatolette di luci si trovavano, che erano rare, con tutto quello che potevo rimediare. Allora le trebbiette, no, allora facevo, e certo andavo dal calzolaio magari a pigliare i chiodini, poi adesso ammodernato si comprano i rivetti, si comprano i bolloncini, si compra quello che vuole. I pezzi della miera non mancano, perché c'era una discarica, io c'ho un pezzo di campagna da quelle parti, passavo lì, c'erano tuttora un armadio pieno di ruote, di tutti i diametri, da così a così. Questa macchinetta è sempre stata fatta già anni, questa è la famosa Jeep, la Jeep militare, ce l'ho a casa sopra. E come l'ho visti, le dimensioni più o meno proporzioni le fa. Io ce l'ho da così a così. Tutti i tipi di aerei, di caccia, ho fatto mostrare questi, sai perché stanno qui. Mica il mio qui, questo qui. E ho fatto mostrare lì, quando stavamo, ha cominciato a piovere. Allora questo dice, mettili lì dentro, capito? Siamo rimasti qui, dico, ma lascia stare, e boh, lascia stare. Un'altra realtà importante di Gallese è rappresentata dalla banda musicale. La parola al maestro. La banda musicale di Gallese fa parte dell'associazione musicale Marco Spoletini, che comprende, oltre alla banda musicale, anche il coro polifonico. È costituita da persone molto giovani, quasi esclusivamente del luogo, e questo ci riempie di soddisfazione perché significa che in qualche maniera si sta lavorando bene e le persone del posto sono appassionate a questo organico. Il nostro repertorio è molto ampio perché noi eseguiamo sia brani di musica leggera sia musica sinfonico-lirica, anche perché certe volte poi ci esibiamo anche con voci, con cantanti. Ma non disdegniamo, ecco, anche la musica popolare. Quest'anno abbiamo partecipato sempre con le voci alla rassegna del Suono dei Giorni e soprattutto non disdegniamo quello che fa parte proprio della tradizione della banda, ossia le sfilate o momenti tradizionali che caratterizzano la storia del nostro paese. Noi ci mettiamo sempre lo stesso impegno e la stessa passione quando suoniamo, ma quando lo facciamo per Gallese c'è un qualcosa in più, e in particolare per la festa del patrono. Soprattutto molto suggestivo per noi è il momento del 7 agosto, la sera del 7 agosto, quando abbiamo l'opportunità di assistere da una posizione privilegiata anche alla Bengalata, che è una delle attrattive più importanti della nostra città.
Un altro dei momenti tradizionali a cui la banda partecipa è la sveglia. La sveglia è un motivo tradizionale appunto che la banda esegue percorrendo le vie del paese il giorno 8 dicembre in occasione della festa dell'Immacolata alle 4:30 di mattina. Devo aggiungere che la nostra banda ha 200 anni di vita, nel 2016 per l'esattezza compierà 200 anni e noi ne facciamo parte orgogliosi e consapevoli di essere i depositari di questa grande tradizione che forse rappresenta una delle parti più buone di Gallese. Il corso di ricamo Atena nasce nel 2000 presso il Centro Culturale Marco Scacchi, questo museo, e è nato per cercare di promuovere e di far conoscere alla gente questa antica arte. Grazie alla pazienza e alla guida della nostra insegnante, la signora Adriana Di Domenico, ci incontriamo 2 volte alla settimana e possiamo operare e fare tutti i lavori che vogliamo. Il corso è aperto a tutte le persone di qualsiasi età. I nostri lavori riguardano tutte le varie tecniche di ricamo. Il gruppo propone anche delle mostre, soprattutto durante la festa del nostro santo patrono San Famiano, durante la quale noi possiamo esporre tutti i lavori fatti durante l'anno. Vi aspettiamo a Gallese! Avete ascoltato la storia. Avete visto le bellezze che il nostro paese può offrirvi. Volevamo salutarvi con un'ultima curiosità, del tutto singolare per la verità. Passeggiando per le strette vie del nostro centro storico potreste imbattervi in una sedia posta in mezzo alla strada, proprio come questa. Questa sedia è il segnale che la strada è chiusa e i cittadini rispettano questo segnale come proprio fosse un vero segnale stradale. Venite a visitarci a Gallese. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito Viva San Famiano e vi aspettiamo a Gallese!